Presidente, l'ho vista con la coppa che la teneva sulla testa, eh? Grande gioia. Grandissima soddisfazione oggi che si è visto qua al Comunale con Radalvaro di San Luca, una gioia indescrivibile. Eravamo un po' tesi perché non per la partita o per la vittoria, ma era lo stress di un'intera giornata che abbiamo preparato alla grande dal mese di agosto. Siamo partiti in grande spolvero e poi man mano che passavano le giornate ci siamo resi conto di quanto forte era questa squadra, e io già alla quarta stilo avevo capito che si sarebbe trattato di una passeggiata. Questo non vuol dire essere superiori rispetto a nessuno, però la squadra era fortissima, si è visto, numeri impressionanti, prima tra le 9 squadre d'Italia dalla Serie A alla promozione con 0 sconfitte, il primo attacco nazionale, perché c'è il Lanciano che ha qualche gol in più ma ha 3 partite in più rispetto a noi, una media di 4 gol a partita, la finale della Coppa Italia persa sfortunatamente. Cosa possiamo dire di più di questi ragazzi? Hanno fatto cose eccezionali, dal mister agli allenatori, una grandissima società, grandissimi professionisti, grandissimi tutti. Non ho parole per descrivere questa gioia oggi a San Luca. La tribuna è stracolma e voglio ricordare c'erano oltre 100 donne, che questo è un evento straordinario per San Luca, e questa la dice lunga di quello che sta facendo la società dell'AS San Luca. Allora, in questo momento forse non sarebbe il momento giusto, no? Ma noi dobbiamo farle queste domande. Il futuro, cosa prevede? Il Presidente ci potrà dare un'indicazione su domani del San Luca? Allora, il futuro del San Luca è confermare tutti, anzi rinforzare la squadra con qualche elemento che ci manca, qualche under per puntellare questa grandissima formazione, e poi sicuramente per poter costruire una squadra che già di per sé è forte per poter competere ad alti livelli anche nel campionato di eccellenza. Questo non vuol dire che diciamo che vogliamo vincere il campionato di eccellenza, però stare con i primi sicuramente. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona serata.